Invisible Man. Vai così che mi piace, dai! Pochi ma buoni, Benvenuti a Scratch, amici sportivi. Puntatona oggi. Abbiamo l'humus, abbiamo coloro che poi di fatto interpretano questo Trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole, ma sicuramente andiamo con le presentazioni. Poi chissà che non ci siano man mano nel corso della serata delle belle sorprese, ce lo auguriamo, ma intanto presentiamo il Deus Ex Machina di questo Trofeo Triveneto, Giacomo Salvador. Un applauso. Buonasera a tutti. Questo mino qua che ci ha tradito domenica scorsa è Flavio Zoppas. Buonasera. Un piacere rivederti, Alessandro Fontana, un piacere veramente rivederti, un applauso. Un piacere per me essere qua. Abbiamo anche Antonio Lazzarotto, che ha, diciamo così, organizzato a Bolzano con radici di Valstagna. Sì, radici anche direi abbastanza profonde. Lazzarotto poi è un nome proprio della Valle del Brenta, quindi sono anche felice di portarlo. Infatti, un applauso anche a lei, parleremo proprio di Bolzano, una bellissima località, soprattutto mi pare, signor Lazzarotto, che quello è un sito, diciamo così, era una ex discarica riqualificata, hanno fatto una pista per la guida sicura, una pista soprattutto per i bambini che vanno in bicicletta, le prime armi con tanto di semafori e tanto di vigili, insomma è un percorso poi dopo prestato per il ciclocross e per il mountain bike, sbaglio? Sì, non è proprio esatto, non è che era una discarica, lì dove c'è questo sito era un pezzo di campagna, la discarica è vicina, stiamo ancora subendo, però sta per essere riqualificata, per cui ci auguriamo che poi nel contesto generale una parte del lavoro è già stato fatto. Sa perché le ho fatto questa domanda? È un po' tendenziosa, no? Perché il ciclocross un po' disegna tutte quante le varie località. A Ziano c'erano i filari e quindi ci sta anche bene. In questo caso con un recupero ambientale, ecco che allora il ciclocross traghetta questi messaggi che sono positivi. Un po' come alle sue spalle vediamo un recupero ambientale esageratamente importante, premiato a Bruxelles nel 2002, oggi un'oasi, quindi vogliamo dire, quando ci sono le buone notizie, caldeggiarle e tirarle fuori, insomma. Riteniamo che la zona di Savity Park sia proprio un'oasi, un'isola felice per tanti motivi, anche per l'utilizzo del ciclismo come l'abbiamo visto domenica. Alessandro Fontana, allora una promessa, domenica prossima ci sarai a Godega di Sant'Urbano, mi pare, vero? Sì, comincio la stagione a Godega e aspettiamoci. Ecco, poi i campionati italiani. I campionati italiani. Non vado troppo lontano, nel senso che cerco di prendere un po' quello che viene di domenica in domenica, vediamo un po' che succede, e poi è chiaro, i campionati italiani bisogna partire per dare il massimo e bisogna anche arrivare in buone condizioni. Flavio, domenica cosa hai fatto? Ogni tanto anch'io. Vuole saperlo, Com'è? La gente vuole sapere, non c'era Flavio dopo, c'era Dal Grande che era preoccupato e ti ho chiamato perché Sì, beh, mi fa piacere. ci manchi. Sì. Ogni tanto devo anch'io. Mi pare giusto. Giacomo Salvador, allora ritorniamo a te, Deus Ex Machina, tra poco mandiamo le immagini di Bolzano. Una gara atipica, bisogna dire la verità, poco pubblico, il ciclismo deve cominciare a far sistema, deve cominciare a spingere un po' di più, però una gara ottimamente organizzata mi pare. No, certamente la gara è stata organizzata bene, il posto era anche bello, mancava un po' il pubblico e quella è una cosa che non va troppo bene, ma speriamo che la gente cominci a capire che il ciclocross è una specialità difficile perché si fa d'inverno quando è freddo e specialmente i ragazzini sono da ammirare, perché io spero che continuino a praticare il ciclocross, però bisognerebbe anche dire ai direttori sportivi di non fermarli d'inverno, perché penso che la palestra dell'inverno sia una palestra eccezionale anche per la strada. E ne parleremo tra poco, poi dopo anche con qualche chicca. Io adesso manderei subito le immagini per quanto riguarda la prima batteria di gare, quindi allievi, esordienti, donne esordienti, quindi via di seguito. Gianni, se puoi mandarle
Andiamo alle immagini, dai. Cime innevate, siamo a Bolzano dopo l'annullamento della gara di Le Mans. Ci ripresentiamo con il centro del ciclocross Ussa Bolzano, 18° trofeo città di Bolzano, il luogo Safety Park Vadena Ischia Frizzi. Abbiamo visto un bellissimo aeroplano della Südtirol, compagnia chiaramente di questa bellissima regione per quanto riguarda l'Alto Adige. Questi sono il duo Deno, quindi sarò io e il mio regista Gianni Da Santo. Si parte con la gara dedicata agli esordienti, donne allieve, allievi secondo anno e allievi primo anno. Intanto un primo piano lo dedichiamo a Barattin Alessio. Abbiamo visto e vediamo anche Bravin Andrea della Rinascita Ormelle Pinarello. Giornata particolarmente, diciamo così, umida. Nevicava e pioveva in tutto il Triveneto e non solo. Le preghiere dei ciclocrossisti sono servite, perché qua neanche una goccia, quindi si è potuto lavorare veramente in maniera ottimale e anche i corridori hanno potuto prendere via le gare, insomma, con un terreno da ciclocross. Intanto evidenziamo Stefano Valdrighi con la FreeCam, in pratica raccoglie momenti per momenti quello che succede in sella alla bicicletta, quindi tutti a bordo. Vediamo di schiena proprio Federico Zurlo, il quale va già via con il suo passo. Abbiamo visto anche Zanatta Marco e sono partiti gli allievi del secondo anno, poi vedremo partire gli esordienti e le donne allieve. Qua vediamo gli esordienti con la maglia verde di capo classifica Giulio Franzolin della Cartura Nalin. Bello questo corridore, avremo modo di commentare tra poco tutte le sue varie performance. Qua abbiamo le donne allieve con la Asia Paladin in testa a tirare il gruppetto delle concorrenti di questa categoria, e Dulcis in fundo, chiaramente donne esordienti, le quali completano in pratica tutto quello che è lo scenario di questa prima gara in questo centro veramente molto molto importante, un sito che era una vecchia discarica. Anche qua vediamo e commentiamo non soltanto le gare, ma anche quello che serve per poter fare una buona impresa. Questa è una discarica, l'hanno riattata, l'hanno riqualificata con questo centro intanto da ciclocross e mountain bike, soprattutto perché si sa che l'Alto Adige è votata ed evocata al mountain bike, ma poi una pista per bambini, pensate, dove possono fare tranquillamente pratica con semafori e con i vigili, e quindi pratichirsi sulle due ruote, e soprattutto anche un percorso per la guida sicura, quindi la Safety Park, lo vedremo poi dalle immagini, si impara a guidare in tutte le situazioni meteorologiche. Come situazioni meteorologiche non servono per un certo Federico Zurlo, il quale può piovere, nevicare, far caldo, far freddo, tira sempre lui. Però vediamo dietro a lui proprio Mavaracchio, che bene si sta comportando ed è una sorpresa anche per noi ciclocrossisti. L'abbiamo visto in strada molto bene anche al Gran Premio Comunità Montana. Qua abbiamo proprio la Asia Paladin, anche questo è un autentico fenomeno, sono anni che continuiamo a commentare le sue gesta, perché è una ragazza veramente incredibile. Ha avuto qualche problema un paio di settimane fa, però tutto problemi forse di freddo. La Sara Romanin, anche questa è andata molto bene, anche qua oggi a Bolzano si sta dando molto da fare. Abbiamo visto anche in buona forma, certo che non è la Sara Romanin di 2 anni fa, ma sicuramente piano piano prenderà il suo passo. Semenzato Camilla della Libertà Scorzella, vediamo ancora Zurlo Federico che sta imprimendo un'andatura esagerata. A questo punto ha avuto anche un problema ed è secondo. Mavaracchio è partito, è arrivato a circa 300 metri di vantaggio su Zurlo Federico. Tanto vediamo ancora la FreeCam che in pratica inquadra anche i corridori, ed è anche bello. Abbiamo visto proprio Simone Macor della ciclistica buiese inquadrato da questa telecamerina, che è stata un po' una novità, la novità del 2009-2010 del ciclocross, che ci dà un po' in effetti quello che è il pathos di salire in bicicletta. Ancora Sara Romanin all'inseguimento di Asia Paladin in questo percorso misto. Abbiamo visto, è incredibile anche nella natura, come la natura ancora reclami la bellezza dopo tante cime innevate, una rosa che vuole ancora
ancora spuntare per creare quell'atmosfera che non guasta. Bellissime immagini, d'altronde anche Felice Gimondi si è congratulata, perché andiamo ad insistere sui particolari, perché si sa, il ciclocross non è soltanto performance atletica, ma soprattutto e anche situazioni come queste, ecosostenibili, ecocompatibili, immersi nella natura come Aziano tra i filari, e questa è una vecchia discarica riattata, rimessa a dimora, riqualificata. Vediamo, e questa è un'altra bella sorpresa, un'altra bella sorpresa, perché questo corridore, intanto Giulio Franzolin, è già un po' di settimane che via con la maglia verde, su Zanella che è lì, che sta cercando di recuperare il gap. Zanella del gruppo ciclistico Mosole, ancora una bella camminata, ecco, insolito nelle ultime gare che abbiamo potuto commentare, andare via a piedi. Intanto un saluto ai ciclisti amatori del gruppo ciclistico trentino e soprattutto Vigili del Fuoco del Trentino. Qua vediamo un Luca Mavaracchio impegnato in queste salite, ecco, è insolito vedere nelle ultime edizioni percorsi dove richiamano la destrezza anche al podismo, perché d'altronde l'Alto Adige come anche il Trentino sono più votate al mountain bike, quindi queste asperità chiaramente sono preferite e privilegiate rispetto ai canonici circuiti che usiamo noi in Veneto, tanto per dire. Lo vedremo poi proprio chiaramente a Salvatoronda settimana prossima con il Veloce Club Borsago, che prediligono, diciamo, un po' percorsi più pedalabili. Abbiamo visto Samsa ancora in maglia verde, abbiamo visto anche Zambanini Dennis della ciclistica Drò. Il numero 63 all'inseguimento è Marco Pellizzato, allievo dal primo anno dell'Alto Adige, ancora una carrellata, e qua vediamo Zanella Marco all'inseguimento proprio del suo collega Giulio Franzolin, che è in testa alla classifica provvisoria del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. E qua vediamo Asia Paladin che va via con una gamba incredibile. D'altronde queste fanno numero, queste fanno, diciamo così, audience, queste fanno sistema, perché ringraziamo gli atleti che veramente, impegnandosi in questa maniera, riescono veramente a, diciamo così, far emergere la parte fondamentale del ciclismo, l'humus. Una Sara Romanin leggermente affaticata, però non molla, e questa poi dopo è sempre la coreografia, diciamo che è sempre un dualismo con la vita, il non mollare. Il ciclismo insegna questo. Poi dopo le cronache servono anche a poco, la cronaca sono i corridori come Stefano Valdrighi, che si è messo sulla telecamerina e sta facendo gustare a tutti quanti un momento particolare. Ecco, il ciclismo deve imparare da questi commenti, ma da queste immagini, la volontà di far sistema fuori dai luoghi comuni, fuori anche da quelli che sono i limiti geografici. Il ciclismo, lo sport, è bello tutto. Tanto vediamo la campana di un altro, ma qua è già arrivo per Federico Zurlo, il quale male alzate ha lasciato circa 300 metri a Luca Mavaracchio della Libertas Corsè, che sta arrivando in questo momento. Bravissimo anche Luca Mavaracchio. Poi abbiamo De Bellis Stefano della ciclistica buiese al terzo posto. Qua invece vediamo proprio Durante Davide, allievo al primo anno, che vince su Samsa Simone, che mantiene la maglia verde, e Barattin Alessio al terzo posto. Poi vediamo ancora, qua vediamo Samsa in questo momento. Poi abbiamo, per quanto riguarda gli esordienti, qua vediamo proprio Franzolin Giulio della Cartura Nalin, che vince su Zanella Marco e Bondavalli Alex, e quindi conserva, anzi rilancia la maglia verde di capo classifica. E chiaramente tra poco vedremo le donne allieve con, neanche a dirlo, Paladin Asia, Semenzato Camilla al secondo posto, Romanin Sara, brava, non mollare mai Sara, al terzo posto. E adesso la Tavernini Michela, donna esordiente, che vince su Santoni Sandra. Gencarelli Adelina, la vediamo tra poco comparire, eccola qua. Brava! E quindi adesso subito le interviste. Brava Michela! Federico, c'è parso uno strapotere, sul primo o secondo giro hai avuto una titubanza, poi dopo via di brutto. Ma mi è caduta la catena, ho perso anche tanti secondi, però avevo visto che ne avevo ancora e sono andato a tutta a riprenderlo e poi l'ho staccato all'ultimo giro. Sai che potessi competere con gli juniores? Ancora presto, il prossimo anno ci penseremo con gli juniores. Samsa,
Anche tu, maglia verde già dalle prime tappe. Ecco, Federico Zurlo è un po' un'icona. Sì, dai, diciamo di sì. Oggi è andata un po', è andata bene, però stavo male l'altro giorno, quindi... Insomma, però la maglia la detieni. Sì, la maglia sì, sono contento. E tu, insomma, già da 2 settimane, da 2 prove con questa maglia. Sì, sono contento, adesso bisogna difenderla e pensiamo di andare avanti bene con la stagione, poi vediamo. Asia Paladin, anche tu uno strapotere esagerato, oramai sono anni che col ciclocross ci vai proprio d'accordo. Sì, ho iniziato bene e speriamo continui così, insomma. Settimana scorsa, cioè 2 settimane fa, abbiamo visto che hai avuto dei problemi, come mai? Ho trovato le avversarie anche più forti e è andata così, ma va bene così, insomma. Questi sono le tue pupille e i tuoi pupilli in un certo qual modo. Si parlava di humus. Mi viene da farti una domanda, il ciclismo è strano, adesso poi sentiremo anche una bella storia tra poco di Danilo Mason ed Elvio Miozzo, che è una storia da libro cuore, no? Nel senso dell'amicizia, del sacrificio, di cosa vuol dire praticare la bicicletta e soprattutto la sofferenza che immancabilmente un dualismo con la bicicletta possa dare, insomma, delle garanzie anche di umanità diverse. E in questo caso il ciclocross credo che in più di ogni altro sport interpreti proprio il messaggio della coesione. Non ci sono avversari ma sono colleghi, finita la gara ci si sta in amicizia. Io trovo un'atmosfera piacevolissima. Ma certamente il ciclocross di bello ha quel qualcosa in più della strada. La strada forse c'è meno amicizia. Nel ciclocross quando c'è bisogno di qualcosa tutti ti aiutano e cercano, forse perché è uno sport più povero della strada, però secondo me la bellezza del ciclocross è proprio questa, che tra le ragazze, tra i ragazzi si aiutano durante la gara. Durante la gara c'è un agonismo sfrenato, quello è logico, però secondo me è molto importante questa amicizia che c'è. Ecco, diciamo che Scratch da sempre non si è mai nascosta, ha sempre cercato di caldeggiare le fonti giovanili, che poi dopo è il nostro humus, e soprattutto le alternanze anche per quanto riguarda la bicicletta che va a soccorrere o perlomeno si preoccupa dei più bisognosi. In certo volta cerchiamo anche di caldeggiare l'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie infantili, dove proprio in questi giorni in Egitto c'è questa bellissima iniziativa promossa da Franca Lovisetto, la quale porta in 3.800 chilometri in tutta la parte del Nilo per poter raccogliere intanto i fondi alla ricerca contro le leucemie infantili, ma soprattutto grazie alla bicicletta portare il messaggio in questi paesi dove chiaramente là non se la passano bene. Ecco, il ciclismo si è sempre mosso in questo sentiero, si è sempre preoccupato molto delle persone che soffrono e questo ne è un altro caso lampante. Ma certamente il ciclismo forse è uno dei pochi sport, si è visto anche sul terremoto che è successo in Abruzzo, che vari ciclisti durante il Giro d'Italia sono andati a visitare e hanno cercato di promuovere, lo stesso Di Luca, e hanno cercato di portare avanti quello che è possibile per chi può essere più disagiato o di varie situazioni che possono succedere. Flavio Zoppas, tu sei oramai un amatore, voglio dire, non è che pretendi chissà quali cose, però un tuo parere da appassionato, come mai il ciclocross in Italia non desta quel fascino come il nord Europa? Ma questo non lo so, io penso che già dagli inizi qui in Italia si punta tutto alla strada e questo tanti direttori sportivi non capiscono quanto può essere utile il ciclocross. Dispiace un po', però è così. Alessandro, si dice sempre vabbè, bisogna fare qualcosa, poi dopo alla fine non si fa niente. È una questione economica, poi soprattutto non bisogna nascondersi quando ci sono grandi fondi, però voglio dire, bisogna trovare delle alternative oppure cercare di far affascinare di più questo sport, approfittando anche di queste trasmissioni, ma non solo la mia, ma ce ne sono state tante altre, ce ne sono, mi auguro che continuino ad esserci, che possano propagandare questa specialità, anche perché sabato scorso sulla Gazzetta dello Sport
sport, io continuo a dire questo messaggio. Ci sono 40 corridori ma importanti, uno tra tutti Franzoi, che è in attesa di contratto. Come mai? Allora il ciclocross non potrebbe diventare quella fucina anche... Chi è? Cairo in linea, addirittura dall'Egitto, pronto? Sono la Franca! Ma stavamo parlando di te, guarda, io ti faccio fare subito un applauso. Egitto. Sei in Egitto? Siamo in Ma Egitto! non ci credo! Mi vengono i brividi, Franca! E poi siamo arrivati ad Abu Simbel, la spedizione ciclistica. Lo so, ne abbiamo parlato proprio adesso, si vede evidentemente. Bene! Stai attenta, ma come sta proseguendo là? Tutto bene! Ecco, voglio Siamo dire... felicissimi, sta andando tutto bene, cioè stiamo bene, e l'ambiente è accogliente, ci accolgono sempre bene durante il nostro percorso, anche perché ci fanno parecchia pubblicità, sia i media, le televisioni, sia i giornali. Ecco, ma in Egitto quanti gradi ci sono adesso lì? Ti sento pochissimo. Quanti gradi ci sono? Allora, al giorno 40-45 gradi. Insomma, proprio pochini, eh? Parecchio. Franca, come sta proseguendo? Siete stati all'ospedale del Cairo? Siamo stati all'ospedale del Cairo, abbiamo fatto un accordo di collaborazione e è stata una giornata bellissima, la giornata del 1° novembre e per riguardante questa collaborazione ti passerei Vettore Armenio, che è il presidente dell'AIL. Sì, il presidente, ciao Armenio. Saluto, ci vediamo presto, torniamo il 20 e noi ti aspettiamo. E sicuramente verremo in studio. lì in studio da te. E io ti aspetto. Presidente. Ciao. Ciao Armenio Vettore, un applauso anche a te. Ciao, grazie. Per tutto quello che stai facendo. Ciao. Armenio, ciao, mi senti? Ciao Nicola carissimo. Ciao, allora io so che siete tanto lontani e questa telefonata vi costa un leasing. Ecco, allora cerchiamo di essere velocissimi. Quanti chilometri? Il percorso e la pedalata va via veramente per le maggiori. Siamo stati all'ospedale che te ben conosci e l'accoglienza è stata ottima, una bella struttura grande, faraonica, visto che siamo in Egitto, ma ahimè manca la specializzazione, mancano i medici preparati, tanto è vero diciamo che hanno chiesto questo caloroso aiuto sia per aiutarli nella collaborazione con gli infermieri e con i medici in particolar modo, anche perché quando ho detto che noi siamo arrivati a una guarigione del 78-80% si sono stupiti. Io poi dopo lo replicherò questo, certo. 30-40%. Lo so, io ti ringrazio, adesso poi spiegherò ai nostri telespettatori le vostre finalità quali sono, ma Armenio io vi aspetto qua quando rientrate. Grazie, sei sempre grande e sempre disponibile per questa nostra grande causa. Sono nulla in confronto a voi, io vi ringrazio, ciao, vi faccio un applauso, vi do un bacio. Ciao altrettanto, ciao. Grazie Armenio, grazie Franca Lovisietto, insomma un bacione. Loro ci stanno guardando, questo è incredibile il satellite. Si parlava prima Alessandro di questo, come il ciclismo riesca comunque a traghettare dei discorsi importanti, in questo caso per l'AIL, bambini malati di leucemia, pensa che in Italia, grazie a Padova e grazie all'AIL, il 78-80% dei bambini guariscono. E invece nel Cairo purtroppo arrivano sia a stento al 20-25%. Anche questo è il ciclismo. Cominciamo a dirlo, che siamo bravi. Sicuramente, d'altronde prima di vincere noi facciamo tanta fatica in allenamento. Scusami un attimo Alessandro, una telefonata, con chi parlo? Pronto? Pronto, con chi parlo? E sono Alfredo Martini. Non ci credo. Vado via perché non ci posso credere. Ma come no? Un applauso! Io ho telefonato. No, ma non è vero che è lei. No, agli applausi occorre che faccia io a voi per la promozione che fate al ciclismo, specialmente per i giovani. Questo è importante. Io volevo dire bravo anche al padre che ha detto quanto fa bene il ciclocross, riprendere l'attività senza spendere più di tanto. E poi i percorsi che si fanno
che avete fatto lì nella zona dell'amico Motole sono percorsi severi, veri, sono quelli che potranno dare ai nostri atleti che fanno il ciclocross qualcosa in più, come usano fare all'estero. È una questione, io sono intanto basito, sono emozionato di parlare con lei, che l'ho ritenuta da sempre la persona più equilibrata e saggia, un po' come un buon bicchiere di grappa, sa, quelle grappe morbide che hanno acquisito con l'età, quella morbidezza che è grande come lei. No, ma io vi richiamo ancora, io voglio starvi vicino, voglio che mi riteniate a vostra disposizione anche. Beh, se questa è la dimostrazione, caro Alfredo, io le ho detto, sono emozionato. Io voglio farle una domanda. C'è una ricetta in Italia del ciclocross, potrebbe essere, io dico sempre, propedeutico, e so che lei è sempre stato un uomo di larghe vedute, nel senso che non ha sempre detto che la pista è l'università del ciclismo e anche il ciclocross può essere propedeutico per la strada. Perché questi atleti a volte sono un po' così restii? Capisco la questione economica. Nicola, ce l'avevo messa tutta all'inizio, io facevo, insomma, attraverso la federazione, ero quello che sceglievo la squadra per il ciclocross per 5 anni e poi per la strada. E c'erano i Bitossi, c'erano i Panizza, i Saronni. Saronni debuttò nel ciclismo con una gara di ciclocross vicino a casa sua lassù. È incredibile, ma è incredibile che sto parlando. Giacomo, dategli il microfono. Qua ho Giacomo Salvador perché lui non ci crede ancora, sa? Non ci crede ancora che abbiamo qua in linea. Io credo, guardi, il massimo esponente. Io so che lei è anche presidente onorario della Federazione Ciclistica Italiana. Sicuro. Grazie alla grande sensibilità di Renato Di Rocco, al quale gli rivolgo un in bocca al lupo, che possa stare sempre col ciclismo. Credo che sia una carica giusta. Ma io stasera vi ho trovato attraverso Sky e sono contento, così adesso so come fare per starvi vicino. E lei non sa quanto ci fa piacere. Aspetti, allora, so che ho qua Giacomo Salvador che gli sta venendo un colpo apopletico. E lui, lo vede? Lo vede? Come se lo vedo? Ecco. È anche molto elegante. Di solito lo vediamo bruttino nei percorsi del ciclocross. Qua puoi dire quello che vuoi, Giacomo. Sei emozionato. Voglio ringraziare Alfredo per le parole che ha detto nei confronti del ciclocross. Penso che quello che ha detto sia la cosa giusta, perché da tutte le discipline abbiamo qualcosa da imparare, e specialmente da un personaggio come Alfredo, che ha fatto la storia del ciclismo italiano, sia della nazionale, e penso che dobbiamo solo ringraziarlo, e sperando che più avanti qualche volta ci telefoni, e ci farà molto piacere, sia per il ciclocross che per tutte le altre discipline del ciclismo. Alfredo, posso darle il tu? Come no, ci mancherebbe. Perché almeno così, adesso poi vado in giro e faccio lo sborone, dico, do del tuo anche io, Alfredo Martini. Sono veramente troppo felice, lei mi ha fatto felice come un bambino con un canestro di cioccolatini, però vorrei anche farle una domanda, ma può lei, dall'alto della sua eccellenza, cominciare a dire che il ciclismo dovrebbe cercare di fare forse più sistema intorno a sé, cercare di comunicare in maniera maggiore? Trovo ancora nel ciclismo troppe invidie, anche a livello dirigenziale. Vede, stia tranquillo, che la bicicletta avrà ragione, sempre di più. Quando stanno molto, non ci si potrà più avvicinare coi mezzi, coi motori ai centri, è la bicicletta che salverà tutto. Quindi chi imposta le sue cose sulla bicicletta, chi investe sulla bicicletta, ipoteca qualcosa per il domani. Signor Alfredo Martini, io la ringrazio infinitamente, spero e mi auguro di vederla qua presso i nostri studi, sarebbe il regalo forse della vita, per me e per i nostri ospiti. La ringrazio, continui a seguirci. Sono io che vi ringrazio e vi prego di salutare Remo Motole e tutta la sua famiglia, che è veramente una famiglia di ciclismo. Per fortuna che qualcuno ogni tanto se ne ricorda. Come no?
E lei è uno di quelli. Arrivederci, un Grazie abbraccio. infinite, un applauso, un caloroso applauso, grazie. Scusate, scusa, Giacomo, posso andarmene via? Io ho le gambe che, guarda, vuoi che ti faccia vedere i peli? Sono tutti così, eh? Dai, dimmi la verità, qualcosa di incredibile. Allora, adesso facciamo una carrellata, poi dopo mandiamo la seconda È tranche. stato con molto piacere che abbiamo sentito Alfredo che ci ha telefonato. Penso che sia importante le altre settimane, quando abbiamo sentito Felice Gimondi, che è uno degli atleti più importanti della storia del ciclismo italiano, adesso uno che ha fatto sia il ciclismo, che ha fatto il responsabile della nazionale per anni, sia importantissimo avere nella nostra trasmissione questi personaggi che qualificano e ci indicano anche come fare nel miglior modo possibile il ciclismo. E abbiamo solo da imparare e nient'altro. Flavio, adesso tu vai a casa e dici a tuo papà e a tua mamma, i quali vanno un saluto perché io li adoro, no? C'ero io quando ho chiamato Alfredo Martini, non so, tu non sei emozionato. Veramente. Il pubblico qua non è emozionato, ditemi. Elena Valentini, fai sentire la tua voce, è vero o non è vero? Un applauso per fare... no, ma dai. Fontana, Alessandro, anche te insomma, io credo che Alessandro Martini, scusami che... Quando parlano leggende ci sono poche parole per commentare, bisogna solo ascoltare. Io credo che sia il massimo. Sì. Presidente, un suo commento. Perché devo raccontarti dell'emozione? Le emozioni non si possono raccontare, si vivono solo. Io vedo che io ne ho vissuto una, hai forse... gli occhi lucidi hai addirittura. Prego, non ho capito. Ha gli occhi lucidi lei in questo momento. È vero, perché mi ha fatto ricordare una cosa ancora più importante. Ho passato un pomeriggio con Gino Bartali, toscano come Martini, e chissà perché questa è stata un collegamento. Mi fa onore spontaneo. perché lei è di Bolzano, di solito dicono, no, che gli altoatesini sono duri, invece non è vero niente. Gli uomini di montagna hanno un cuore grandissimo. Io sono di Bolzano, di Vastagna. Di Vastagna, per cui è un crocevia. Un applauso, io adesso comunque voglio mandare in onda la seconda tranche, poi avremo ancora molte cose da dirci, quindi se Gianni Dal Santo mi consente io mi tiro un po' su di morale, perché sono già troppo su, mi tiro giù di morale perché sono al settimo cielo, e via le immagini con la seconda tranche, junior, donne e fascia 2, senza zoppas. Bene, seconda tranche di filmato, abbiamo visto la Elenia Lazzaro, la Staffler in maglia verde, la Valentini, qua sono gli junior fascia 2 donne, quindi una triplice partenza con uno specchio, una finestra aperta anche sulle Master Woman con la Dal Borgo, Torresani, Valortigara, Magnago, e qua vediamo un da grande, qua vediamo gli junior, un'assenza importante, anzi chiediamo numi e soprattutto vogliamo svelare l'arcano di come mai non c'è un certo Flavio Zoppas. Oggi chiaramente lui non partecipa e chissà che qualcuno non possa fare la sorpresa della giornata e rendere ancora più pepata la performance della fascia 2. Un attimo di indecisione da parte di due atleti, sono partiti a questo punto anche fascia 2, vediamo che chiudono il drappello i Vigili del Fuoco del Trentino, partiti alla Garibaldina, Juniores, vediamo la maglia verde degli Juniores, ma molti sono qua gli atleti importanti, da Righettini e Andrea, ma abbiamo visto proprio Rudy Lorenzon, e a questo punto la Staffler, una praticante del mountain bike che sempre più si sta affascinando al mondo del ciclocross, bene fa a partecipare perché dà lustro e soprattutto crea quelle condizioni da poter, diciamo così, affascinare di più anche il pubblico. La Staffler è una bella atleta e rende anche forse più vivace la gara insieme ad altre colleghe che si possono misurare con un fenomeno di veramente caratura mondiale. Bravissima la Staffler che partecipa a queste gare, un po' meno a questo punto l'atleta dei Vigili del Fuoco, il quale ha una leggera titubanza, cade ma si rialza senza nessun problema. Questo abbiamo visto è il percorso diciamo più a nord, chiaramente vallonato con delle caratteristiche prettamente da mountain bike e ciclocross, invece il percorso che abbiamo anziché pochi istanti fa visto è il terreno dove c'è in pratica l'asfalto, dove è la pista per diciamo così la guida sicura,
oggi prestato al ciclocross con un bel arrivo, un arrivo di quelli insoliti. Di solito vediamo degli arrivi un po' più stretti anche su terra battuta. Qua gli organizzatori del Bolzano hanno voluto veramente fare le cose in grande, meriterebbero certamente più pubblico, ma non credo che sia un errore del sistema del ciclismo, cioè il ciclismo si deve, credo, creare delle discussioni all'interno del mondo del ciclismo. Ne parleremo anche in studio, abbiamo visto tanti corridori disoccupati, ecco che qua forse rischieremo di essere un po' ridondanti, però l'opportunità di aprire questo sport anche ai professionisti senza contratto, perché la visibilità c'è, Sky 893 è ben visibile in tutta Italia, ecco da qua si parte un passo alla volta, piano piano, con sacrificio, come sta facendo in questo momento proprio la Evelyn Staffler dell'Arcobaleno Carraro Team, è inseguita dalla Valentini, Elena Valentini, e qua vediamo un corridore che io sono particolarmente affezionato, è dal grande Giuseppe, anche lui della CITEC, è un corridore eccezionale che insomma in soldoni è inutile che noi qua andiamo a commentare le gare dei primi, dei secondi, che ci sta. Bisogna invece avvalorare la tesi che questi sono uomini veramente incredibili che con le loro azioni, con i loro comportamenti creano veramente i modelli, quei modelli a cui è giusto ispirarsi. Brava anche a questo punto la Lazzaro, che si sta impegnando molto in questo ciclocross, lei è sempre molto presente e fa piacere vedere gente che si prodiga, che ha voglia di mettersi in mostra, ha voglia di sacrificarsi, come bene sta facendo anche Daniele Trentin. Daniele Trentin l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, quando era ancora allievo per esempio, ma insomma sempre un ragazzo che è andato molto bene in bicicletta. Quest'anno una bella esplosione di Mara Dal Borgo, la vediamo in una bella pedalata, è un po' titubante, certo se la deve vedere con una certa Staffler, però io credo molto in questa ragazza, perché la vedo veramente pimpante, la vedo in forma. Non mollare Mara, perché il ciclocross ha bisogno di te come ha bisogno di Rudy Lorenzon, lo vediamo sempre pimpante, sempre voglioso, sempre appassionato. Ecco la passione, quelle cose che incrementeranno sicuramente il ciclocross, noi non ci stanchiamo mai di dirlo. Guardate, anche questo è un altro modello da ispirarsi, a cui ispirarsi è Ottavio Paccagnella, ha fatto 20 campionati italiani, un uomo abituato veramente a soffrire, è un modello per suo figlio, poi lo vedremo, cioè, insomma questi sono le persone da caldeggiare, non le critiche che alle volte sono proprio sterili, stupidi. Bisogna essere tutti uniti per dare e fare festa a queste ragazze come la Valentini, bicicletta sulla spalla e andare e menare, perché non bisogna mica star là a perdere tempo, con la Venturini Stefano della Cicli Team Friuli, anche lui che se la sta giocando. Vediamo ancora il numero 10 Santini Pietro, bella la sua performance, ma perché no, anche quella di Turri Michele, Casagrande e Michael. Ancora un Rudy Lorenzon leggermente affaticato, Rudy lo vediamo, perché se la deve vedere con Righettini e anche con Santini Pietro del team Ambra Cavallini Vangi. Ancora il numero 4 Casagrande e Michael, l'abbiamo visto bene, lo vediamo molto bene, se la sta giocando alla pari con tutti quanti Casagrande, quindi bravissimo anche lui. Fasi particolarmente queste suggestive, perché come dicevamo prima è pedalabile, ma bisogna anche tanto camminare, tanto correre. Abbiamo visto Santeschiro, colui che potrebbe con una eventuale vittoria porsi in prima battuta sul trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Abbiamo visto ancora Dal Grande, ancora la Staffler con una bella pedalata, una pantera questa ragazza, veramente la vediamo in bicicletta, non molla mai, scende quando è giusto scendere, ha una potenza esagerata, un bel viso dolce, insomma non guasta nulla. La Elena Valentini, anche lei bravissima, stanno veramente onorando questo trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Ecco, Remo Mosole deve essere fiero di questo. Tante volte ci sono chiaramente dei contrasti, tante volte non tutto va esattamente come dovrebbe andare, però gli interpreti, gli attori che fanno andare sempre a tutta e fanno veramente un ciclocross grande sono questi qua che stiamo vedendo in questo momento. Non c'è niente da fare, gli piace, vengono, non lo fanno certo per soldi, perché quello che guadagnano è ridicolo, però lo fanno per grande passione. Vittoria, questa qua è il rush finale, vince lui.
vince lo Junior oggi, e Santini Pietro, su Righettini Andrea in volata, un Rudy Lorenzon che l'abbiamo visto titubante, ha avuto qualche problema, però comunque conserva la maglia di leader e fa bene a non aver abusato troppo del suo fisico, quindi bene ha fatto Rudy Lorenzon. Qua vediamo, come volevasi dimostrare, il fenomeno Santeschiro, che balza chiaramente soltanto di un punto in testa alla classifica del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcio Struzzi-Mosole, vestendo la maglia che fino ad oggi è stata di Flavio Zoppas, quindi bravo Santeschiro, ha saputo approfittare come fanno i veri campioni. Ancora il Trentino, i Vigili del Fuoco, abbiamo visto Dal Grande, anche bravo Dal Grande perché ha fatto una bella performance anche lui, è arrivato terzo, Martin Joseph al secondo posto. Per quanto riguarda invece le donne, tra poco vedremo chi, neanche a dirlo, signori, è lo spettacolo Evelyn Staffler su Valentini Elena e Oberdorfer Barbara. Per quanto riguarda le Master Woman abbiamo Maniago Paola, tanto abbiamo visto la Valentini, Maniago Paola, Dal Borgo al secondo posto, Torresani Lara, ma la maglia la veste ancora per l'ennesima volta la Staffler. Via le interviste. Rudy Lorenzon, oggi una gara un po' atipica, hai sofferto qualche problema? Insomma. Sì, il primo giro non sono partito benissimo, ho avuto un intoppo dietro il mio compagno di squadra, dopo ho avuto problemi con la ruota davanti, ho inseguito tutta la corsa ma avevano un vantaggio abbastanza ampio e non sono riuscito a rientrare. Staffler, e allora il mountain bike qua nel Trentino, nell'Alto Adige va alla grande, però anche il ciclocross conta molto. Se forse la gente capisse di più che il ciclocross è uno spettacolo, forse arriverebbero più copiosamente anche il pubblico. No, mi sto divertendo tanto al momento e niente, faccio belle gare, adesso mi sto preparando per la stagione mountain bike e utilizzo queste gare e devo dire che mi piace tantissimo. Allora, prima avevamo detto, quando Zoppa non c'è, Sante balla, invece per un punto Zoppas perse la cappa. È vero, per un punto, guarda, l'anno scorso questa stessa corsa ho vinto e ho preso la maglia. Quest'anno senza saperlo è andata bene come l'anno scorso. Bella gara comunque. Sì, ho dovuto studiare i primi 2 giri ma poi è stata una bella gara. Sì. Grande, allora cosa si può fare contro Zoppas? Contro Zoppas era un po' difficile, comunque speriamo più avanti quando la forma arriverà un po' di più insomma, di come sto andando adesso, trovare qualche percorso un po' adatto alle mie caratteristiche e magari riuscire a batterlo. Oppure appunto cercare di batterlo la gara più importante, quindi quella degli italiani. Bene rientrati in studio. Io un primo piano lo farei subito a Franzolin Giulio perché veste la maglia di capo classifica, però anche la Elena Valentini che è qua, adesso io voglio che scenda, piano piano si faccia vedere. Alzati Elena, perché bisogna sfatare i luoghi comuni, amici telespettatori, soprattutto che dicono che Etuse non possono fare il ciclocross. Io sono abituato a vederla col casco. Insomma, non è che sia il massimo, però guardate che bella ragazza, che è un applauso. È vero o non è vero? Elena, ma questa Staffler è quasi imprendibile. Sì, comunque è sempre stata forte e lo sta dimostrando. Io sono partita bene, più del previsto e spero che la stagione continui così. Io in un'occasione con il team Buderus Cicche Cavalera, dove hanno 2 atlete importanti che hanno vinto campionati italiani, che addirittura hanno paura oppure hanno quel timore di dirlo nelle scuole. Ecco che voi praticate sport in questa maniera, siete dei modelli da far imitare, perché piuttosto che vedere i modelli nei bar che si imbriagano la mattina e la sera oppure si rincoglioniscono con il grande fratello, insomma voi siete qualcosa di più. Sì, senza dubbio fare sport è una cosa bellissima e tutte le ragazze sarebbe meglio che lo facessero. Un applauso a questa bellissima ragazza. Grazie. Allora si diceva, poi dopo dibatteremo anche con i nostri ospiti che non vogliamo trascurare, lo sport, il ciclismo in maniera particolare traghetta messaggi positivi. Abbiamo visto l'AIL con questa bellissima spedizione in Egitto per raccogliere fondi per i bambini malati di leucemia, ma ci sono anche delle situazioni particolari come in questo caso che andiamo a presentare. Prendo la cartella. Qui abbiamo Danilo Mason
al quale do il microfono, Buonasera. e al suo fianco Elvio Miozzo. Voi avete una storia particolare che a me, quando mi ha chiamato il professor Toniolo, ho detto ma mandameli in studio, perché io sono anche stanco di trasmissioni dove vanno di moda, l'abbiamo già detto, adesso vanno di moda, prima andavano di moda le hostess, che poi dopo non capisco come si chiamano hostess, perché insomma è anche discutibile. Le hostess sono quelle che lavorano normalmente, le mignotte sono un'altra cosa, voglio dire, bisognerebbe anche cominciare a cercare di mettere i puntini su lei. Vanno di moda questi talk dove fanno vedere il peggio di noi stessi. Noi, siccome dell'audience non ce ne frega niente, vogliamo soltanto far capire che il ciclismo e le persone che praticano sport sono meglio delle altre, ma con le prove. Allora, Danilo, a te è successa una cosa particolare. Hai pochi minuti, lo capisco, però devi dirmi cosa ti è successo e cosa hai fatto per l'amicizia. Allora, io ancora 13 anni fa sono andato a casa del mio amico che è qui vicino, Elvio Miozzo, e ho sentito di una triste storia. Lui, che era un atleta, aveva fatto del rugby con me, perché anch'io ho giocato a rugby, ho vinto uno scudetto col Benetton, col Treviso in Serie A. Che non è una schifezza, un applauso ci andrebbe. Sono appassionato di sport sani, ho praticato l'alpinismo e anche il ciclismo lo faccio tuttora. Ho incontrato lui, che era mio compagno di squadra, e ho sentito che durante le vacanze ha avuto un problema, è rimasto paralizzato, stava camminando come una persona, come tutti noi, che stava bene eccetera, un angioma congenito è andato a premere il midollo, è rimasto paralizzato. E io sono andato a trovarlo, l'hanno trasportato dalla Puglia a Montecatone, che è un centro di riabilitazione vicino a Imola, dove sono tutti in carrozzina, tutti lesi al midollo. Io sono andato a trovarlo e lui era in carrozzina. Gli hanno detto: guarda, tu sei uno sportivo, se fai tutte le terapie, se ti impegni eccetera, potresti tornare un po' a essere autosufficiente. Io l'ho guardato, ho detto: Elvio, tu hai sempre avuto grinta, devi tornare a quello che eri. Se tu vieni a casa con le tue gambe, io vado a Roma in bicicletta. Io un giorno ho detto, perché in 3-4 tappe lo fanno tutti, quindi sono cose normali, è una cosa grande, facciamo una cosa. Allora io avevo 42 anni, mi sono allenato, tra l'altro avevo anche buoni compagni di viaggio, ho fatto dei bei giri, sono arrivato ai 300-400 km. Mi sono sentito pronto, è venuto anche lui e siamo andati a Roma. È stata una sofferenza, ma una sofferenza con una gioia finale, e sono rimasto contento perché lui fa una fatica estrema ogni giorno a combattere contro questo male che ha, e io ho dimostrato in un giorno la fatica di un giorno per la solidarietà. Ma non è finita qui, perché 2 anni fa lui ha avuto un altro grossissimo problema, e diciamolo pure, un carcinoma al cervello, quindi ti danno 6 mesi di vita e sei spacciato. Io sono andato a trovarlo comunque, gli ho dato forza, come tutti i suoi amici, che ne ha una famiglia, una moglie eccetera, che gli danno coraggio. E lui è veramente forte, perché non fa una piega, veramente la grinta del rugbista da questo punto di vista. Io ho detto: guarda Elvio, tu fai tutto quello che devi fare, fai le terapie, hai perso chili, hai perso i capelli, è rimasto bruciato qua. Ho detto: guarda, va bene anche stavolta, andiamo a Roma di nuovo. Però l'anno scorso avevo 55 anni. E l'hai fatta in 18 ore? Mi hanno fatta in 18 ore e 45 minuti. Sono partito però, avevo dentro, l'avevo qua però. No, è per dire che le persone umane, quando hanno uno scopo, una motivazione, quando hanno qualcosa di grande, i risultati arrivano in grande, e questa è una cosa che è utile anche tramandarla ai ragazzi. Io sono tra l'altro insegnante di educazione fisica a scuola, insegno ancora, e questi valori riesco, e vedo che mi seguono e riesco ancora a trasmetterli. Ma come mai allora va di moda il ragazzo, il bullo, va di moda il ragazzo che si deve imbriacare? Ma sa perché io dico una cosa, perché fa più rumore una pianta che cade che 1000 che crescono. Ci sono anche tanti bravi ragazzi però. Grazie. Guarda Danilo, seguitemi ragazzi. Ti ho fatto fare strada, perché capisco che da Bolzano a qua non è una passeggiata. Facciamo sempre strada noi. Ecco, però credo che oggi sia un po' contento. Certo, molto contento. È una trasmissione un po' particolare la nostra, non pretendiamo mica niente, però sono racconti che bisogna anche cercare di farli raccontare. La solidarietà è una delle cose più importanti.
sentirsi gratificati credo che sia un traguardo ineguagliabile. Io ammiro e invidio anche chi riesce a godere di queste cose. Ti faccio un applauso. C'è qualcuno in linea? Ma che bella puntata, ragazzi, mi dispiace un po' per voi, ma recuperiamo, abbiamo tempo. Pronto? Buonasera a tutti. Chi parla? Sono Fausto Scotti, direttore tecnico nazionale di cross. Ma tu sei un grande, Fausto, non mi abbandoni mai, ti voglio bene. Ma siete voi dei grandi e fate veramente una trasmissione non indifferente. Parlare di cross è bellissimo, sentire parlare di cross. Mi dispiace essere intervenuto tardi, e sono arrivato tardi a casa e mi ha detto mia moglie che è intervenuto anche il grande Alfredo Martini, quindi siamo increduli, Fausto. Tantissimo. Siamo increduli noi, Fausto, ma come siamo increduli che tu ci chiami, che ci stai vicino, perché comunque una trasmissione come Scratch, ma come tante altre, hanno bisogno del sostegno di coloro che comunque sono delle figure particolarmente, diciamo così, importanti e che comunque si sbattono, perché ci sei te che ti fai il mazzo, c'è Giacomo Salvatore che d'altra parte se lo fa pure lui. Gli organizzatori come questi qua di Bolzano, dopo sentiremo anche la Cartura Nalin che portano i loro ragazzi. Ecco, io prima ad Alfredo ho fatto la domanda, il ciclismo dovrebbe fare più sistema intorno a sé e mollare un po' di invidia e quei vecchi costumi che sono un po' lisi. Ma diciamo che noi siamo salvi un po' da questo, perché il ciclocross è molto familiare. Avete anche là sulle tribune, ho visto due ragazzi che ho tenuto con me in nazionale molto tempo e vi voglio salutarli. Sono contento del rientro di Eric Zampedri, di Levi Kinkevi che sta facendo l'università, ancora continua a fare cross. E poi ecco, sentirete parlare di quella ragazza, la Valentini, gli abbiamo messo già gli occhi addosso. E anche noi, però non come te. Noi stiamo aspettando il momento giusto per farla crescere ancora un po' in Italia e poi gli faremo fare qualche esperienza all'estero. È incoraggiante da parte tua, perché comunque, voglio dire, questi ragazzi si sentono controllati positivamente. Sì, diciamo che noi lavoriamo molto su queste cose, vediamo poi quali sono veramente i valori, cerchiamo di dire innanzitutto la scuola, lo studio e siamo molto felici che fanno sport e vengono via da queste zone che sono bar, che sono videogiochi ed altro che possono portarli via a fare una vita ben diversa da quella che poi è lo sport. Lo sport fa bene, lo sport in generale. Quindi noi siamo sempre ben felici di potergli dare una mano e sostenerli in tutto. Fausto, io non so come ringraziarti, ti aspetto qua in studio quando tu lo vorrai, e so che abiti anche lontano, non è che per te sia proprio una passeggiatina, però sai che qua le porte sono aperte e come al solito sai che ti voglio bene. Ma sì, diciamo che io sono a Roma, quindi se il signore viene giù in bicicletta io con la macchina devo fare in fretta. Infatti. Stai attento Fausto, ti ringrazio, ci vedremo al più presto. Complimenti per le iniziative che avete avuto questa sera. Grazie infinite Fausto, Buona un applauso. Buona serata. Antonio, rimaniamo con te, Fausto Scotti. Insomma, questa trasmissione affascina perché si vede un po' in tutta Italia. Il ciclismo è bello perché è italiano e noi vogliamo proporre questo ciclismo. Il ciclismo italiano è una storia d'Italia, è una storia italiana, sta diventando ed è già una storia mondiale. Credo che il ciclismo e la bicicletta siano delle cose ineguagliabili. La bicicletta è nata tanto tempo fa, ma credo che durerà ancora per molto tempo. Anzi, secondo me sarà implementata. Io so che voi avete un progetto lì a Bolzano su un campionato italiano, ma è vero un progetto? Cosa ti senti di dire? Il progetto ce l'abbiamo, le ambizioni credo che sia giusto cavalcarle. Da parte nostra crediamo di essere pronti, preparati per poter affrontare questo impegno. Abbiamo qualche difficoltà naturalmente, prevalentemente di ordine economico. Se riusciamo a coprirci sotto questo aspetto credo che ci proporremo su questo proprio stesso percorso che abbiamo voluto sperimentare proprio domenica scorsa. E noi ve lo auguriamo. Pronto? Grazie. Pronto? Chi parla? Ciao Nicola, sono Bruno Capuzzo. Oh, vabbè, ma Bruno, ma allora mi vuoi proprio bene, eh? Un applauso. Ma io mi ho sempre voluto bene. Guardate, voi non avete idea, Bruno,
di cosa sia importante, come siano le vostre figure così importanti a livello dirigenziale, non per noi siamo degli esecutori, noi cerchiamo di portare la voce del ciclismo attraverso queste dolci creature e questi bravi ragazzi, ma quanto è importante la vostra vicinanza? Ma io ti ringrazio, volevo trarre uno spunto per innanzitutto salutare tutti i tuoi ospiti, soprattutto i ragazzi che vedo là in maglia anche tricolore, il carissimo Franzolin che è quasi un conterraneo perché sai è un padovano come me, viene da Carturanalin che è una società seppur limitrofa ma comunque io la sento così molto viva diciamo per me. Ma soprattutto voglio salutare e ringraziare la presenza di Antonio Lazzarotto perché mi hai fatto fare un po' di strada, ma indubbiamente è un dirigente intanto importante perché lui viene già da precedenti selezioni a livello pista e compagnia bella, però la sua passione l'ha portato a portare avanti questa attività diciamo di presidente regionale che è importante in un contesto diciamo che abbiamo passato così Red Muller a un livello nazionale, ci voleva una continuità e lui l'ha saputo portare avanti alla grande. Ne approfitto anche per darvi due notizie importanti per quanto concerne Mario Pedragliol, perché io credo che mai come in questi giorni mi sono sentito subissato di telefonate per chiedere informazioni su Mario. Allora, Mario è ricoverato a Castelfranco Veneto, attualmente è in rianimazione, non è in pericolo di vita, ma ha una gravissima, diciamo, sofferenza respiratoria data e dettata da una ischemia polmonare e stanno valutando varie terapie, o meglio le più appropriate terapie per poter essere diciamo più ficcanti possibili, o meglio più risolutivi possibili per questo problema. Noi non ci possiamo fermare, continuiamo, ringraziamo comunque tutti per la solidarietà, credimi Nicola, e io ringrazio tutti quelli che mi chiamano quotidianamente, sono tanti, sono decine di persone che mi stanno chiamando quotidianamente per chiedere notizie di Mario Pedragliol. Per noi è il nostro presidente della struttura tecnica, lo rimarrà e continuerà ad esserlo. Io sono convinto che è un brevissimo periodo diciamo di routine, chiamiamo così un check-up al volo. Ecco. E dopo, finché vedo fra i tuoi ospiti, mi complimento e ringrazio della presenza di quel signore che ha intervistato prima, che adesso non mi ricordo il nome e gli chiedo scusa umilmente, ma mi creda non è che sia portato a ricordarmi tutti i nomi, però il gesto che ha fatto e i gesti che continua a fare di solidarietà nei confronti diciamo di chi è stato più sfortunato di lui nella vita, credo che siano quelle cose che dovrebbero aiutarci tutti quanti a vivere una quotidianità un pochino più serena per l'interno della nostra vita, per l'intero futuro. Ecco. Tu mi stupisci sempre, caro Presidente Bruno, mi stupisci, ti ringrazio, mi associo e facciamo gli auguri a Mario e alla famiglia che possa essere confortata. Si dice che Dio dà la croce a chi la può sorreggere, no? E quindi noi ci auguriamo che possa sorreggere questa croce che in questo momento gli è capitata e che possa tornare tra noi il più presto possibile, con l'augurio di un applauso. Grazie. Ringrazio io per Mario. Dimmi Bruno. No, ringrazio io per Mario, ma sapendo uomo di mare, perché Mario è un graduato della Marina ed è in pensione e come tutti io lo chiamo un famoso lupo di mare, no? Gli dico Mario, questo è solamente, che ne so io, un piccolo momento di burrasca, nulla di più, per tutte quelle cose che hai sicuramente passato e vissuto nella tua vita.
Sono convinto che la testimonianza di tante persone mi chiedono di lui, sono quella cosa che fa sì che anche per lui e per tutti noi dobbiamo pensare sempre a un bene per il futuro, a qualche cosa di positivo, che credo sia la cosa importante. Ti ringrazio Bruno, ti ringrazio tantissimo, vieni a trovarci. D'accordo. Nicola, scusa, se mi posso permettere, sì. Vorrei approfittare intanto per ringraziare Bruno Capuzzo per le parole molto gratificanti nei miei confronti, ma soprattutto vorrei anche ringraziarlo per le notizie aggiornate che ci ha dato su Mario, perché effettivamente ero molto preoccupato. Ieri avevo cercato anche di averne qualcuno di nuovo proprio in un colloquio telefonico con lui e non ero aggiornato fino a questo punto. Grazie Bruno. Grazie Bruno. Prego Antonio, a parte che ci vediamo sabato. Dimmi. Sicuramente sabato e domenica abbiamo chiamiamola la riunione nazionale dei presidenti regionali, per cui avremo occasione di scambiarci opinioni, ma soprattutto di interloquire su quello che è stato o è attualmente lo stato di salute di Mario Pennarioli. Grazie Bruno, siamo proprio con i tempi Buonasera sospesi. Grazie, vieni a trovarci. Grazie infinite, un applauso. A Giacomo. Grazie. Grazie. Allora, io adesso manderei in onda la terza trance perché dobbiamo parlare anche di questa bella tappa di Bolzano e poi di nuovo qui in studio. Avanti con le immagini. Atto finale per quanto concerne questa quinta tappa del trofeo Triveneto di ciclocross, Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Atto finale per quanto riguarda il Safety Park Vaden Alto Adige. Questa è una bellissima situazione, l'abbiamo detto in precedenza, un bel recupero ambientale. Questa era una vecchia discarica, oggi riqualificata. Abbiamo detto un percorso per bambini. Infatti c'è stata anche la promozionale prima dei big che chiudono questa giornata sportiva benedetta dal sole, perché pioveva dappertutto e qua neanche una goccia, ci è andata veramente bene e quindi una gioia doppia. Qua vediamo Under 23 Elite e fascia 1, qua vediamo la fascia 1 con in testa alla classifica proprio Cousin. Per quanto riguarda gli Under 23 abbiamo Tabacchi, Calderan, e per quanto riguarda gli Elite, Zampedri, Retis, Bassani, Paccagnella, Thomas, insomma tutto il gota del ciclismo. E qua vediamo Daniele Trentin in maglia di capo classifica. Daniele Trentin, ricordiamo, ragazzo della Marchiol Orogildo Pasta Montegrappa, che bene si sta comportando in questo inizio di stagione ciclocrossistica, ma li vediamo tutti quanti in prima battuta e qua purtroppo così si è dovuto fare veramente parecchia strada a piedi, un incidente meccanico lo costringerà a fare una gara all'inseguimento e soprattutto in solitaria, come bene si addice nel mondo del ciclismo. Il ciclismo è grande sofferenza, ma è anche tanta solitudine. Voglio fare un'analogia intanto mentre vediamo proprio Trentin, quando il grande Pantani diceva la solitudine del ciclista, specie quando doveva, diciamo così, varcare le grandi vette, e quindi dà un'idea della passione ma soprattutto della meraviglia di questo sport. Dentro c'è tutto, c'è la concentrazione, c'è la solitudine, le angosce, la forza, la paura anche che un guasto meccanico possa comprometterti una gara, perché per questi ragazzi insomma è una gara importante, come lo è importante per noi, come lo è importante per Cousin, che sta cercando di diciamo così, riavvicinarsi alla testa del gruppo per un incidente meccanico. Lui è in classifica, non vuole perdere, intanto vediamo qualche rabaltone di qualche atleta qua e là. Vediamo bellissima questa immagine di un Paccagnella Thomas della World Series Brenta, motivatissimo veramente. Thomas Paccagnella, famiglia dedicata e vocata proprio al ciclismo in tutto tondo, quindi non fa altro che far piacere. Questa è stata una cronaca proprio per inneggiare ai volontari, ai volenterosi, agli appassionati, i quali sono qua che prendono fango, prendono freddo, prendono pioggia per dare uno spettacolo a noi che siamo qua comodamente a questo punto
diciamo così, commentare la loro gara. Abbiamo visto anche Marco Segat. Per quanto riguarda gli elite, bene, sta andando non soltanto Thomas Paccagnella, è posizionato in quarta, quinta posizione, ancora un Cousin purtroppo all'inseguimento della pietra verde, all'inseguimento proprio dei fuggitivi. Questo guasto meccanico lo ha costretto veramente agli straordinari. Ancora Trentin, bella la sua gamba, abbiamo detto, ma anche Mattia Rossi, Micheletto Giuseppe, lo vediamo sempre veramente nelle teste della gara. Bravo Micheletto, perché vuol dire che quest'anno funziona alla stragrande. Ancora il numero 9, Derek Zampedri, team Sud Tirol. Quindi ancora una bella chicane, questa è proprio stata creata apposta, una parabolica tipo un velodromo. Bene, dà l'impressione anche della velocità e anche della bravura di questi corridori, come d'altronde Alessandro Calderan con questa maglia, questa tutta molto nera, accattivante. Intanto un saluto a Forcolin e al nonno di Asia Paladin, sempre presente, sempre a, diciamo così, incitare la propria nipote. Questo è il bello del ciclocross, le famiglie bisogna cominciare a pensare che contano e hanno un ruolo fondamentale. Ecco, la chiave di tutto, nel ciclocross c'è una componente saggia, sana, di quella popolazione vera che ha voglia ancora di far sistema all'interno delle famiglie, grazie anche allo sport. Vediamo un altro atleta della Workshop Service Brenta, Falconi Alberto, Work Service Brenta, anche lui impegnatissimo. Abbiamo visto questo percorso molto pedalabile, ma moltissimo anche di corsa, per cui alcuni usano la tecnica di mettersi in spalla la bicicletta, altri di trascinare la bicicletta, però vediamo che coloro che mettono la bicicletta in spalla, secondo il mio punto di vista, fanno meno fatica e si avvantaggiano rispetto a coloro che invece la devono trascinare. E lo vediamo da queste immagini, dove vediamo che proprio Calderan Alessandro guadagna qualcosa rispetto ad altri che la trascinano, come del resto anche Diego Retis che guadagna qualcosa. Ancora Andrea Bassani lo vediamo bene anche lui quest'anno, e ancora il Marzato Igor dell'Arcobaleno Carraro Team. E qua vediamo il fenomeno Zampedri Derek, bravissimo anche lui, Derek Zampedri, un elite, bene si sta comportando, lui ha la maglia di leader della classifica. Questo è un uomo della fascia 1, è Savio Daniele, Torre Vallortigara. Una bella corsa per quanto riguarda Daros Christian, che questa è una vecchia conoscenza del ciclocross, mentre vediamo proprio un Cousin veramente maidomo, bravissimo, veramente Simone della Cycling Team Friuli, da buon friulano non molla mai, vuole arrivare, vuole piazzarsi perlomeno tra i primi 10, non vuole lasciare nulla al caso, come d'altronde neanche Martino Fruet, lo vediamo in questa bellissima chicane, in questo percorso ondulato da questi travi in legno. Ancora vediamo Trentin Matteo, bella la sua pedalata, bella la sua performance, oggi è andato molto bene, ma se la deve vedere con Calderan e Tabacchi, per cui gente che ha voglia di fare corsa, ha voglia di mettersi in discussione. Ancora Martino Fruet, poco più dietro ancora Cousin, che sta cercando di ricucire il gap che lo ha visto, ahimè, e anzi ai lui, ritardatario, perché per la perdita della catena nel primo giro è stato costretto a fare circa 1 chilometro a piedi, perdendo così parecchie posizioni e costringendolo ad una gara tutta in salita. Ancora Diego Retis, fratello di Stefano Retis del Comitato Provinciale di Vicenza. Ancora Derek Zampedri in questo percorso misto. Abbiamo visto come non è diciamo un territorio come abbiamo visto tra i filari di Ziano di Fiemme, ma è un territorio che si sta riqualificando, per il 90% è già riqualificato, cosa esemplare. Pensate, a Bolzano i bambini partono sulla ciclopista, fanno 10 km per arrivare qua e poter così diciamo cominciare a pedalare in tutta sicurezza, sapendo cosa sono anche le difficoltà delle segnaletiche. Benissimo, mani alzate per Martino Fruet che vince su Derek Zampedri. Al terzo posto abbiamo Schwegl Johannes della Silmax Merida, poi abbiamo gli Under 23. Tanto vediamo ancora alcuni atleti, qua vediamo Paccagnella Thomas Paccagnella che conclude la sua gara. Attendiamo il risultato degli Under 23 e della fascia 1.
Vediamo molto stanchi questi corridori, un percorso, ve l'ho detto, molto ostico, da uomini duri, non era facile. Bravissimo, bravissimo, bravissimo è Mirko Tabacchi dell'arcobaleno Carraro Team. Su Calderan Alessandro al secondo posto, Matteo Trentin al terzo, quindi qua bisogna vedere come andrà a finire sul computo delle maglie, ma certamente ci sono degli scossoni. Cusin lo vediamo molto attardato, perché per quanto riguarda la fascia 1 vince Quadroni Adam su Del Riccio Carmine e Savio Daniele. Pensate che Cusin Simone, dopo l'incidente che ha avuto, è riuscito ad arrivare decimo, quindi un complimento veramente a lui. Intanto un saluto a Ballotta, reduce dalle ferie. Finisce anche Andrea Bassani, quindi scossoni per quanto riguarda la classifica generale. Adesso le interviste di rito. Mirko, tante sorprese in questa tappa di Bolzano, una via di mezzo tra il mountain bike veramente duro e un ciclocross di altri tempi. E insomma hai scavalcato Trentin, credo che oggi sia stata una buona giornata. È stata una buona giornata, sì, come dicevi te prima, molto inaspettata, perché insomma Trentin e Calderan sono atleti molto validi, hanno fatto anche una buona stagione fino adesso. Inaspettata perché anche la gamba non mi sembrava che ci fosse tanto, invece si è riscoperta buona oggi. Il percorso era favorevole a me, perché con le mie doti mountain bike insomma sono riuscito a ottenere il meglio. E un pensierino ce lo fai a sta maglia per portarla avanti? Sì, mi impegnerò al massimo per mantenerla e speriamo in bene, dai. Complimenti. Grazie. Vai, un commosso Tabacchi, che bravo ragazzo! Walter Lotto, Cartura Nalin. Allora, abbiamo proprio pochissimi minuti. Portarvi i saluti del presidente Renzo Rango, che non ha potuto essere qui stasera per un impegno precedente. Io rappresento appunto il Cartura Nalin, una società molto vecchia, oltre 50 anni che fa attività, facciamo prettamente strada, però quando abbiamo dei corridori capaci e bravi come Giulio li supportiamo anche nel ciclocross. Seguite i consigli di quel signore che ci ha chiamato prima, vero? Guarda, io sono molto appassionato di ciclismo e ho sentito un brivido quando ho sentito quella voce di Alfredo, che io non conosco personalmente, però ne conosco la storia e l'ho letto. Io ti faccio gli applausi per quello che fate, vi aspetto qua con tutta la società settimana prossima. Verremo senz'altro. Non so se la settimana prossima, quando volete venite, riempiamo gli studi. Porteremo tutti i ragazzi della Cartura. Grazie infinito, un applauso a Walter. Presidente, siamo quasi in chiusura, ahimè ci dispiace, oggi è stata una puntata pregna di sorprese. Lei ha qua una bella esponenza, vogliamo presentarli? Sì, io ho fatto tanta strada, hai detto prima, ma l'hanno fatta anche loro. Staremo qua anche fino a domani mattina a stare in vostra compagnia. Il nostro consigliere di comitato Lorenzo Buratti, che ringrazio naturalmente per la disponibilità. Dai. Poi abbiamo un campione dei nostri campioni, un gioco di parole, ma è così. I nostri campioni che abbiamo laureato domenica, Derek Zampedri della categoria Elite, poi Adrien Gencarelli della categoria donne esordienti, abbiamo Marica Buratti della categoria allieve, abbiamo poi, quest'anno non è tesserata con noi, però è bolzanina puro sangue, fa il resto, è anche figlia del presidente del centro di ciclocross, Elena Valentini, non so se l'avete riconosciuta in questo abbastanza oggi. E poi anche abbiamo dei messaggi, mi pare. Il nostro campione della categoria Under 23, Kevin Levighi. Un applausone. Grazie Presidente. Alessandro, noi ci vediamo settimana prossima, poi spero che ci verrai anche a trovare anche tu, hai fatto molta strada per la verità. Sì, beh, comunque in macchina si fa sempre meno fatica che in bici. Insomma, voglio dire, una televisione che sia a Padova, a Treviso, credo che dove si fa televisione c'è un centro, quindi là è il centro vostro, è la parrocchia del nostro ciclismo. L'importante è che si parli di sport. E tu sei un grande, lo sai, vero? Io tifo per te comunque. Grazie. Flavio Zoppas, un applauso. Non ne parlo neanche di te, sai che ti voglio bene, sei bravissimo, sei un modello come Dal Grande e come anche altri interpreti del ciclocross, perché voi vecchietti, tra virgolette, siete veramente dei modelli, perché non mollate mai e fate fare bella figura non soltanto a voi, ma anche a coloro che poi dopo in voi credono. Beh, noi ci impegniamo sempre al massimo. Grazie, un applauso. Giacomo.
Abbiamo 2 minuti con te. Penso che tu debba essere soddisfatto. Io so che tu ti smazzi parecchio. Bisognerebbe che forse demandassi un po' le fatiche ad altri e tu governassi un po' di più quelle che sono le pubbliche relazioni. Questa è una mia idea. Potrebbe essere funzionale, non dico da quest'anno ma dal prossimo, anche perché credo che faticando un po' di meno a livello proprio fisico potresti essere più presente per cose, diciamo così, mediaticamente più importanti. Ma certamente, però il problema è che è difficile reperire materiale vivo che ti possa dare una mano sul campo. Anche quest'anno dovevano essere 2 che mi davano una mano, sono riuscito sì e no a trovare un amico che via in via, però sperando sempre che ogni domenica sia presente, perché non è semplice mettere giù tutta la cartellonistica, escluso quello che la società che organizza i loro sponsor, gli sponsor che mandano avanti il trofeo. Beh, noi ti facciamo gli auguri, ci vediamo domenica prossima a Godega di Sant'Urbano. Insomma, partenza a che ora? Dovrebbe essere a mezzogiorno, mi pare, il G6 e poi a seguire un... Benissimo, io ti ringrazio Giacomo, ringrazio tutti a questi bellissimo pubblico che sono arrivati un po' dappertutto alla Cartura Nalin, a questa bella persona che mi piace tantissimo, non soltanto perché è di Valstagna, ma anche perché è un autentico fenomeno, una bella persona. Ti ringrazio veramente di essere stato con noi, Lazzarotto. Sei stata una dolce sorpresa, ringrazio anche voi ospiti e come al solito settimana prossima, stesso orario, stessa emittente, ricordo le repliche domani intorno mi pare alle 17:45, sabato invece alle ore 15, quindi come al solito che Dio ci benedica, che abbia cura anche di noi.